Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Francesco, anche lui si chiama Francesco. Oggi non abbiamo la voce squillante e giovanile di Natalia, abbiamo un po' quella più robusta di Francesco. Un abbraccione grande a Tina, come al solito, al nostro Matteo, e un augurio, un saluto a tutti i radioascoltatori, i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, e buon Sabato Santo e buona Pasqua. Sabato Santo è il giorno in cui si contempla, vediamo la morte fisica di Gesù, il Nazareno, la sua deposizione nel sepolcro. Quindi contempliamo la fine di tutto apparente, di tutto un percorso. La fine di tutto un percorso che però in realtà non è concluso. Si conclude con la Pasqua, cioè con la resurrezione. Questo a significare che il destino di salvezza dell'uomo non si chiude con la morte fisica, con le guerre, con il cessare e il succedersi delle generazioni. Va più in là. È prevista per l'uomo una resurrezione, una salvezza finale. Questo è il grande messaggio di speranza del cristianesimo, della vicenda pasquale. Per chi non crede è una ripresa di un ragionamento che è tutt'altro che irrazionale, e cioè la morte fisica, gli stermini non uccidono le idee, non uccidono un percorso che l'umanità ha introiettato, non lo fanno cessare. Prima o poi viene a galla ancora. E questo significa che la speranza dell'umanità va oltre la misurabilità materiale, va al di là. Quando si parla di resurrezione, chi non crede ritiene che sia una storiella, una fantasia, in definitiva. Beh, di là dal fatto che non abbiamo prove del sì o del no, ma quel che è certo è che non è in sé, sotto il profilo concettuale, irrazionale, la resurrezione. Risorgono le idee, le esperienze maturate dall'umanità anche dopo la materiale cessazione della vita. È un messaggio potente che si riallaccia al discorso, alle conversazioni che da un anno e rotti, ormai quasi 2 anni, stiamo tenendo così al sabato mattina alle 10 sulla nostra radio. Abbiamo iniziato parlando delle origini della democrazia, del suo significato, della sua essenza e delle sue applicazioni, della problematica inerente. Abbiamo visto come essa si sviluppi in ambiti ristretti e come perda di significato quando gli ambiti si allargano troppo e non vengono più regolati alla base. Abbiamo vissuto abbiamo visto l'aspetto fondamentale, ovvio, democratos, il potere del popolo. Laddove non c'è un popolo, non può neanche esserci una naturale vocazione all'esercizio di un potere da parte di esso.
abbiamo visto l'esplicarsi di questa forza, grandezza dei popoli, ad esempio nella pace di Costanza, seguita, che è stato il seguito della battaglia di Legnano, richiamata anche dall'inno nazionale attuale, dal canto degli italiani. Abbiamo visto come la grande civiltà italiana, rinascimentale, abbia avuto matrice, luogo e cessazione con i comuni o le piccole entità territoriali, e si è cessata proprio quando queste sono venute meno. Tanto che dalla fine dalla morte di Lorenzo de' Medici in poi, la cultura italiana cade, viene meno, e nel momento in cui viene meno risorge, riacquista una certa forza nel momento in cui il popolo, come concetto, come tale, riprende in qualche modo un suo vigore concettuale che comunque, seppur in circostanze di secondo piano, si manifesta durante il Risorgimento, il cosiddetto Risorgimento. Dalle nostre parti, quelle leghiste, si è spesso irriso questo aspetto, però non si è forse analizzato fino in fondo quella che è la sua effettiva importanza e consistenza. Abbiamo visto che nel momento in cui i 7 staterelli italiani, fra i quali era diviso il territorio italiano, quando sono stati unificati dal Regno di Sardegna, di Savoia, abbiamo visto che viene meno una componente fondamentale, cioè lo Stato della Chiesa, dove lì al centro della penisola italiana c'era un sovrano assoluto di un regime teocratico facente capo al Papa, il quale nel momento in cui viene privato dei suoi territori dice che non può esercitare la sua funzione senza quei palmi di terra dei quali è stato privato. Però, siccome la realtà storica è stata quella che è stata, anche i cattolici e la popolazione, i cattolici nell'Italia di allora erano oltre il 95% degli abitanti dell'Italia, almeno sul profilo così numerico, formale. Quindi la riflessione su ciò che è accaduto, quindi rispetto al non expedit voluto da Pio IX, rispetto alle scomuniche tirate da tutte le parti, è un qualcosa che impegna i cattolici. Poi in un primo tempo sono chiamati a intervenire per difendere i presunti diritti, in parte anche reali, del Papa, che privato delle sue terre in sé per sé non aveva neanche la proprietà della siglia su cui stava seduto, tanto che interviene il Regno d'Italia con la legge delle guarentigie, per qualche modo garantire la possibilità al Papa di svolgere la sua funzione. Ma dall'altro lato i cattolici riuniti dall'opera dei congressi e dei comitati riflettono su una società verso la quale il Papa, lo Stato Pontificio, non aveva mai voluto volgere lo sguardo. Il Papa e lo Stato della Chiesa si erano totalmente chiusi a ogni apertura, a ogni comprensione della modernità che avanzava dalla fine del Settecento con la rivoluzione industriale, laddove gli operai venivano nuovamente e totalmente schiavizzati, molto più dei contadini, quali comunque da mangiare ce l'avevano, schiavizzati
rispetto alla situazione precedente. Salari assolutamente inadeguati, le famiglie erano monoreddito, facevano letteralmente la fame ed erano la maggior parte, rappresentavano, anzi erano la maggior parte della popolazione italiana. Ed ecco che all'interno dell'opera dei congressi e dei comitati matura quello che già altri studiosi come i gesuiti Taparelli d'Azeglio e Liberatore avevano già cominciato a ipotizzare, cioè ipotizzano, analizzano la questione sociale. Al di fuori di questa analisi ci sono già le ideologie, c'è da un lato l'ideologia marxiana e dall'altro quella liberista. Karl Halevi Marx e John Stuart Mill, il laissez-faire, il mercato regolatore di John Stuart Mill, le strutture di potere di Karl Halevi Marx che sostanzialmente prevedono e puntano a una sostituzione della proprietà della ricchezza. Il messaggio è semplice, il proletario è colui che in realtà produce quella ricchezza di cui beneficiano i padroni, proprietario sono io, anche con la rivoluzione, soprattutto con la rivoluzione, me ne approprio perché è roba mia. Sostanzialmente l'ideologia è questa qui, il perno, l'idolo la finalità è questa. E non è che sia ingiustificata, perché lo stato dei popoli era veramente di selvaggio più assurdo, più bestiale. Quindi prima ancora che venga costituito formalmente il Partito Socialista, il nuovo Papa, Leone XIII, emana una rivoluzionaria lettera enciclica, abbiamo visto, la Rerum Novarum, che si esplicita, è rivoluzionaria, è un respiro, è aria fresca all'interno di un mondo ammuffito come quello dei cattolici e delle gerarchie ecclesiastiche in particolare. È un percorso condotto sotto la guida di un cardinale Corso, io parlo a braccio quindi vado a memoria, non mi ricordo il nome, e che aveva fatto tesoro delle precedenti idee espresse da Taparelli d'Azeglio, appunto da Liberatore, anzi Liberatore, altro gesuita, contribuì alla stesura della Rerum Novarum, contribuì direttamente. Ora, questa enciclica ha un difetto fondamentale, cioè non ha esperienza, non si basa su un'esperienza pregressa, una storia preacquisita. Per la prima volta i cattolici prendono atto che esiste una questione sociale, che da un lato c'è un movimento politico, ideologico, il socialismo, e dall'altro lato c'è una teoria, quella liberista, che accampano diritti e potestà, vere e proprie potestà. Io ho diritto di rivoluzionariamente prenderti la roba, Marx, dall'altro lato io ho diritto di fare quello che voglio con i miei soldi, anche schiavizzare la gente, perché è il mercato che decide così. Se il mercato decide che io devo far morire di fame la gente, va bene. Questo è un po' detto in termini un po' volgari, ma è quello che si verifica. E attenzione, quello che la Rerum Novarum prende in considerazione non è che non ha risolto, adesso vedremo anche per quali motivi, almeno indicandoli, è quello che si verifica ancora oggi. È un problema tranquillamente aperto ancora oggi. Voi pensate anche solo ai distretti tessili del sud della Turchia,
Urfa, quelle parti lì, dove i ragazzini 14-15 anni vengono sfruttati 15-16 ore al giorno in ambienti assolutamente inadeguati, bestiali, per confezionare quei capi di moda che poi finiscono nei nostri atelier, nelle nostre boutique. Cioè, non è che sia cambiata nel mondo la cosa, anzi, ora è cambiata in Italia. In effetti la Rerum Novarum, proprio per la struttura stessa delle gerarchie ecclesiastiche, è rivolta principalmente allo stato delle cose in Italia, perché allora i cardinali erano maggioranza italiani, perché la visione del Papa era sostanzialmente rivolta prima di tutto all'Italia, con apertura per la Germania, per la Francia, o anche per l'Inghilterra. Teniamo conto che la Rerum Novarum contribuirono von Rettinger, il vescovo di Mainz, piuttosto che Manning non so dove, in Inghilterra comunque. Quindi questa visione che trasferita, problematica, che vediamo lì ancora oggi, ma lo vediamo, ho fatto l'esempio della Turchia, ma è l'India, l'Egitto, cioè questi comparti di schiavizzazione, la questione sociale viene presa in considerazione. In che cosa è difettosa? È difetta nell'esperienza, cioè la Rerum Novarum, grandissimo monumento della carità sociale cristiana, la Rerum Novarum non ha gli strumenti né da un punto di vista politico, perché teniamo conto, la Chiesa Cattolica esce da una monarchia assoluta che ha perduto il territorio, quindi è una monarchia assoluta senza l'elemento base per esserlo, da un lato. Dall'altro lato lì intorno ci sono regni, imperi, cioè non c'è una struttura tale per cui si possa pensare in qualche modo, alla quale si possa in qualche modo pensare di agganciare la riforma, il nuovo modo di vedere dei cattolici italiani in particolare. Quindi un primo elemento, difetto strutturale, c'è, perché già a quell'epoca Carlo Cattaneo, il grande Carlo Cattaneo, aveva espresso la sua teoria, l'aveva anche in parte confermata Rosmini, e cioè se tu non hai la giustizia sociale, deve nascere dal basso, deve nascere fin dalle prime aggregazioni naturali, a partire dalla famiglia, della società. Nel momento in cui si sale, si va più su e non si regola il basso, diventa qualcosa che tende sempre più a essere impositivo, a essere totalitario, tra virgolette. Quindi mancano le strutture politiche, perché il regno di per sé, voi pensate che fino alla fine della seconda guerra mondiale gli atti notarili, voi se ne avete qualcuno in casa lo vedrete, e venivano intestati con il nome di Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, re d'Italia, imperatore d'Etiopia e sa Dio che cos'altro. Quindi i diritti del popolo erano ottriati, erano concessi dal regnante, dal padrone sostanzialmente, e potevano essere ritirati in ogni momento. Così era per l'Italia lo Statuto Albertino. E questo quindi una difficoltà strutturale. La dottrina politica di Carlo Cattaneo è sullo sfondo, ma è troppo difficile e non viene neanche presa in considerazione, perché lo stato di fatto, tutto sommato, salvo la Svizzera, è quello costituito da imperi, da regni, da principati. Ora, e questa è una cosa. La seconda cosa è che è data dal fatto che, mancando una esperienza della valutazione dei fenomeni sociali mai avvertiti, la Chiesa e i cattolici si erano chiusi completamente alla modernità,
Questo ha facilitato giustamente il sorgere del Partito Socialista, della fazione socialista rivoluzionaria. Essendo chiusa, non ha esperienza, quindi a che cosa fa riferimento? Fa riferimento a due elementi. Uno, guarda al passato e questo non è neanche un male, guarda la storia e dice: nel momento in cui la grandezza d'Italia è stata data dai comuni, che cosa caratterizzava l'equilibrio delle società comunali? Le corporazioni. E quindi riproponiamo, si ripropone quindi con la Rerum Novarum, si ripropone un sistema anche corporativista per poter in qualche modo equilibrare fin dal basso nei comuni l'aspetto sociale, popolare, del popolo generale con quello delle singole competenze, perché il grande problema poi è sempre quello. Va bene, non è democrazia quella che prevede il governo di settori specifici e specialistici da parte di perfetti ignoranti o imbecilli, ma solo perché hanno un numero di voti. È un po' come pensare che in una riunione sanitaria, essendo presenti 7 falegnami e un medico, si debbano ascoltare i suggerimenti del falegname e non quelli del medico. Ecco, questo per dire qual era l'elemento di criterio, uno dei criteri seguiti dall'Rerum Novarum. Dall'altro lato, non essendoci strutture, elementi anche teorici di effettivo aggancio, si fa ricorso all'etica. E cioè si dice: i padroni, che come tali vengono accettati, cioè la situazione è questa, prendiamone atto. È un po' questo il ragionamento. Prendiamo atto che ci sono gli operai che sono conciati, che non mangiano e che quindi si ribellano. Prendiamo atto che ci sono i padroni quali ritengono che il mercato decida tutto, che quindi possono fare quello che vogliono. Vediamo di suggerire loro comportamenti etici. L'etica è fondamentale, i costumi condivisi sono fondamentali. Se una società non ha criteri e costumi condivisi, si sfalda, lo vediamo oggi, finisce per essere preda di qualche potentato, e lo vediamo oggi. Ma però non è con l'etica da sola non puoi gestire assolutamente niente, perché dipende dalla volontà del singolo piuttosto che dei singoli gruppi. Quindi quando si dice nella Rerum Novarum: cari lavoratori, avete ragione, ma perché siete ridotti alla fame, però cercate di fare i bravi, cercate di cooperare per le vostre aziende, non distruggendo quello che è il mezzo col quale quel poco che avete di pane da mettere in tavola comunque lo conseguite. E dall'altra parte si dice ai padroni: no, fate i bravi anche voi, perché al lavoratore, allora quasi sempre monoreddito, dovete dare un giusto salario, dovete fare in modo che possa mangiare almeno a mezzogiorno e possa mantenere i suoi figli. Però con questo volontarismo non è che si possa andare poi molto, molto avanti. E infatti la debolezza sotto questo aspetto della Rerum Novarum si manifesta nel fatto che poi, con la prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale, si affermano i socialismi di diversa natura, perché si afferma il socialismo patriottico, che poi è fascismo, si manifesta il socialismo nazionalista, il nazismo, si manifesta il socialismo in Russia, il socialismo sovietico strutturale, delle strutture, e si affermano forme di socialdemocrazia, cioè praticamente quella che potremmo chiamare il capitalismo spietato ma buonista,
che devi in qualche modo far pelare la gallina senza farla urlare. Ecco, questo è quello che si manifesta. La dottrina, la terza via, che giustamente ricercata, è stata una grandissima idea, un grandissimo sforzo nel mondo cattolico, non ha una effettiva applicazione, o meglio, qualche applicazione ce l'ha e è qualcosa che andremo a vedere nelle prossime conversazioni. Però diciamo che quello che è importante di queste encicliche, perché non è una sola, c'è la Immortale Dei, oltre alla Rerum Novarum, quello che è importante è che pone nel mondo cattolico e in Italia una questione sociale, la questione della giustizia sociale. E la questione della giustizia sociale che finisce per dividere anche gli orientamenti politici della popolazione italiana, che sono costretti dal non expedit di Pio IX, il quale dice con questi qua che mi hanno privato della terra, senza la quale io, rappresentante di Dio in terra, non posso fare il mio lavoro, cosa che è pazzesca, però è quello che avviene con tanto di scomuniche al seguito. Il Vaticano I appoggia facilita questa posizione, il Concilio Vaticano I, rispetto a una posizione di questo tipo, nel mondo cattolico, che è poi il mondo italiano, si aprono diversi modi di vedere e di vedere anche la struttura dello Stato. Andremo avanti quindi dal 1891, passeremo al XXI secolo e al Novecento, per vedere quali sono gli sviluppi di questa bomba intellettuale che il mondo cattolico, che è poi, ripeto, il mondo italiano, getta all'interno della società e che ha riflessi tuttora irrisolti nella situazione attuale. Io vi auguro ancora buona Pasqua, buon Sabato Santo, buona riflessione, un abbraccione grande a Tina, un abbraccione a Matteo, a voi 14 radioascoltatori, più gatti, cani, quello che incompresi che avete ad ascoltare, un saluto a Francesco, il nostro regista, e a Natalia, che prima o poi tornerà, e buona Pasqua a tutti quanti. A risentirci, Dio piacendo, sabato prossimo.